Per la serie Incontri con l'autore, oggi qui presso l'Istituto Politi incontro appunto con lo scrittore Marco Pappalardo su una tematica di grandissima attualità che riguarda appunto padre Pino Puglisi, supereroe rompiscatole. Un'opera sicuramente interessante anche per divulgare ai ragazzi e fargli conoscere anche chi era il pensiero e l'azione che ha svolto nel territorio a Palermo padre Pino Puglisi. Padre Pino Puglisi è un personaggio universale, da Palermo il suo messaggio attraverso il suo impegno quotidiano, la sua morte, il dono della sua vita come un seme che seminato il frutto arriva dopo 25 anni dovunque per testimoniare l'importanza di combattere l'illegalità e la mafia attraverso l'educazione, potendo restituire ai ragazzi i sogni e i desideri che la criminalità ruba. Ecco, quanto è attuale il messaggio di padre Pino Puglisi? Ma l'attualità si vede anche grazie a queste iniziative del Liceo Politi, è tale perché se dopo 25 anni ancora un libro desta una storia come questa, l'attenzione di tanti giovani, educatori, insegnanti, vuol dire che allora è necessario continuare a raccontarla con il linguaggio dei ragazzi. Per questo il libro è scritto come una biografia con delle illustrazioni originali diventa l'occasione per poter andare anche oltre. Dicevo prima, seminare qualcosa perché, diceva padre Puglisi, se ognuno fa qualcosa allora tanto può cambiare. Il Liceo Politi quest'anno ha previsto una serie di 3 incontri di lettura ed incontro con l'autore. Proprio abbiamo già incontrato la settimana scorsa Silvana Grasso, oggi siamo insieme a Marco Pappalardo e domani incontreremo Maria Attanasio, così da concludere un ciclo. Gli studenti del biennio e del triennio sono stati coinvolti dai docenti in progetti di lettura. Hanno realizzato anche progetti multimediali, alcuni video trailer tratti proprio dalle storie dei libri, oltre che lavori relativi proprio all'approfondimento del quadro storico, del contesto politico di riferimento. E queste giornate, come oggi le giornate dedicate alla lettura e all'incontro con l'autore, costituiscono un'occasione speciale per i nostri studenti, perché è l'occasione in cui si esce fuori dalla routine normale della didattica e si fa un'esperienza significativa. Gli autori che scegliamo, facciamo questa attività già anche dall'anno scorso, sono non solo persone interessanti che hanno scritto dei libri interessanti, ma sono anche delle persone che vale la pena di incontrare per la formazione, quindi questa è la scuola in cui noi crediamo al Politi.